C'è sono, sì. Buongiorno. Tutto bene, ok. Ok. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Fa freddo, lo so, ma siamo qua per stare insieme, adorare il nostro Dio. Come state voi? Tutto ok? La settimana è andata bene? Ok. O Rubens proprio adesso stava condividendo qua la sua mamma in Brasília, in ospedale, ok? E Rubens starà adorando il nostro Dio qua con cuore frantumato e soffriamo tante volte che quando la nostra famiglia è distante soffriamo perché se è qua si sembra più vicino, ma se è lontano c'è un dolore. Ma siamo qua per adorare il nostro Dio, nonostante le difficoltà, nonostante le circostanze, e è quello che noi vogliamo camminare oggi. Dio ti dà sempre una vita che posso dirvi che è inespiegável. Ci sono tante cose nella nostra vita che noi non riusciamo a spiegare, ma è un modo di agire di Dio. Io vorrei leggere un brano che noi conosciamo, ma nella nostra logica umana è un modo, ma nella illogica, non so se c'è questa parola italiana, illogica di Dio è completamente diverso. Está em 1 Coríntios capítulo 16, versetto 8 e 9, dice così: rimarrò a Efeso fino alla Pentecoste, perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace. E quando leggiamo Paulo che stava facendo l'evangelizzazione, una larga porta mi si è aperta, noi cominciamo a pensare: wow, ci saranno tanti convertiti, tanta persona adesso pronta, e adesso la chiesa sarà piena, e lui comincia a predicare, e sarà tanta gente intorno a lui. Ma o texto continua e dice così: e vi sono molto avversari. Ossia, o quanto è importante vedere che nella illogica di Dio, la porta che si apre è che perché ci sono gli avversari. Nella nostra logica umana, la porta che si apre è quando tutto funziona e tutto andrà bene. Perché Dio ti fa in un modo completamente nuovo e diverso. Perciò quando gli sono gli avversari, è lì che Dio vuole fare un grande miracolo, una grande azione. Quando sono le difficoltà, è lì che Dio vuole cambiare e trasformare tante situazioni della nostra vita. Perciò io devo pensare, quando la difficoltà esiste, eu devo saber que Deus te dá uma grande oportunidade. Nós vivemos numa realidade que nós pensamos que tudo deve funcionar, e quando na minha lógica humana estamos perdendo de vedere o grande Dio. Perciò questa domenica che noi stiamo qua offrendo un culto ao nostro Dio, nós devemos uscire dalla nostra logica e entrar in una nuova storia, la storia del nostro Dio. Tu che sei a casa questa mattina, que tu possa vivere anche questo culto, offrendo un culto a Dio, sapendo che è Dio che vuole fare un miracolo, una trasformazione, un'azione nella tua storia, nella nostra vita. Perciò una grande porta si apre, perché ci sono avversari. Perciò una porta si apre, perché le difficoltà stanno crescendo. E perciò che la crescita esiste, perché le difficoltà ci sono. E è in questo modo che vogliamo oggi offrire un culto. E quando Rubens está aqui a adorare a nostro Dio, nonostante la sua mamma oggi in ospedale in Brasília, sappiamo che nonostante questo deve venire dalla mia bocca una profonda adorazione. E è su questo che noi vogliamo camminare questo culto, che sia un culto diverso, unico, speciale nella tua storia. Io sempre dico, una domenica non è uguale all'altra, un culto non è uguale all'altro, è sempre una nuova esperienza con il Signore. E che oggi noi possiamo vivere questa esperienza con il Signore, una intimità con il Signore e una bella camminata con Lui. Preghiamo, chiudi i tuoi occhi, pensa nella tua vita, come sta la tua vita, la tua settimana, come è andata la settimana, e siamo qua oggi. Vogliamo vivere questo culto in modo unico, speciale con il nostro Dio. Nostro Padre, ti ringrazio, perché la tua grandezza si manifesta dove noi ci sentiamo piccoli, nella nostra impotenza. Ti ringrazio, Padre, che quando noi non riusciamo, è lì che esiste una mano tua, che guarisce, che trasforma, che fa un miracolo. È lì quando percepiamo, Padre, o quanto piccolo siamo, o quanto grande tu sei.
Perciò che vogliamo oggi, oh Padre, adorarti, offrirti questo culto, vivere questa esperienza nuova con te, perché ogni momento, oh Padre, è una nuova storia con te. Guidaci, rivelati, e che possiamo, Padre, aprire il nostro cuore in adorazione, in lode a te, che la tua Chiesa possa cantare, esaltare e manifestare gloria e adorazione a te, e che noi oggi, oh Padre, possiamo gioire nonostante le avversità, possiamo gioire in te, oh Padre, nonostante le circostanze che sembrano difficili, ma tu ci sei, è la tua presenza che ci basta. Vogliamo adorarti, vogliamo cantare, vogliamo offrirti un culto, e che questa giornata, Padre, sia sempre una giornata per te, in te e con te, indimenticabile in te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Già dato un saluto alla persona al tuo fianco, un buongiorno, un buon freddo, una buona giornata. Già dato un sorriso alla persona vicino a te. Già detto benvenuto, adoriamo il nostro Dio. Se tu non conosci, che bella opportunità di rappresentarti, dici piacere, mi chiamo, e dire il tuo nome, e che insieme adoriamo il nostro Dio, perché la Chiesa canta e adora a Lui. Adoriamo. Amen, amen, gloria al Signore. Lui ha la ragione perché siamo qui questa mattina, la stella del mattino, colui che morì e sulla morte trionfò. La lode va a Lui. Alleluia. Cantiamo. La tua Chiesa canta. Cantiamo insieme. La stella del mattino, al Re dei Re, Signore, la lode va a Lui. Colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode va a Lui. Gesù, tu sei il Re, regna nei nostri cuori. Tu hai il regno ed il potere per sempre. Amen. La tua Chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare un solo popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua Chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare un solo popolo a proclamare, cantando più forte, Re, tu sei il Re, Tu sei Re. Da capo. la stella del mattino, al Re dei Re, Signore, la lode va a Lui. Colui che morì, Alleluia. ma sulla morte trionfò, la lode va a Lui. Gesù, tu
il Re della nostra vita. E noi questa mattina vogliamo deporre davanti al Signore ogni peso, ogni preoccupazione, ogni pensiero che non è d'accordo, allineato con la parola del Signore, ogni peccato che facilmente avvolge la nostra vita, e vogliamo correre verso la nostra meta, correre verso la presenza del Signore, correre verso l'abbraccio del nostro Padre. Io invito te questa mattina a invocare il nome del Signore, a cantare insieme a noi questa canzone che è una preghiera. La tua parola, la tua voce mi dice dove io devo andare. Aver fiducia, completa fiducia nella parola del Signore, che è la sua voce. Amen. Corriamo verso il nostro Padre. Cantiamo. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, lì mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola sono. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, lì mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola sono. La parola di Dio in Matteo 14 ci racconta un episodio che conosciamo tutti quanti. Io vorrei puntualizzare un po' qualcosa. Allora, i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, sei tu? Comandami di venire da te sulle acque. E gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù, ma vedendo il vento ebbe paura e cominciò ad affondare. Io non so come ognuno di noi è arrivato qui oggi, io non so come è stata la tua settimana, non so come è andata a casa. A volte le circostanze della vita ci allontanano un po' dal Signore, tolgono il nostro mirino, togli il nostro obiettivo, diciamo così. Ma il Signore ci ricorda tramite la sua parola che noi dobbiamo guardare soltanto Lui,
Pietro ha smesso di guardare il Signore e ha iniziato a guardare la circostanza attorno a sé, no? Il tempo, il vento, le onde. Io non so che cosa tu stai guardando oggi, ti sei preoccupato per qualcosa, ma io so che se noi teniamo i nostri occhi puntati verso il Signore, Lui ci darà anche la via di uscita, no? Problemi tutti ne abbiamo, difficoltà tutte ne abbiamo, chi di più, chi di meno, chi non ha ce l'avrà ancora, ma una cosa sono certa, qualsiasi situazione dove noi possiamo trovarci non sarà mai abbastanza lontano dalla mano del Signore, mai abbastanza lontano della grazia del Signore, mai abbastanza lontano della misericordia. È Lui che ci dà la guida ed è tramite la Sua presenza, la Sua parola, è tramite il rapporto che noi abbiamo con Lui che noi riusciamo a trovare la via di uscita. Amen? E questa canzone parla così. Non lasciare che il tuo sguardo sia nelle cose che non siano il Signore. Metti il tuo sguardo su di Lui. Amen? Cantiamo. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei il mio rifugio.
Alleluia il tuo nome, Signore. Noi vogliamo lodarti, vogliamo riconoscere, Signore, che tu sei il nostro Signore, il nostro rifugio, il nostro Salvatore, Signore. Vogliamo dire, Signore, a te, Signore, che nonostante, Signore, le nostre mancanze, Signore, noi possiamo dichiarare che tu sei il nostro Dio fedele, Signore. Il tuo amore non cambia verso di noi, Signore, e noi possiamo avvicinarci, Signore, a te, sapendo che tu, Signore, nonostante, Signore, a volte le nostre mancanze, Signore, la nostra mancanza di fede, Signore, tu vieni con la tua mano, Signore, ci rialza su, Signore. Io voglio ringraziarti, Padre, perché tu sei un Padre amorevole, sei meraviglioso, Signore, verso di noi, Signore. E noi non abbiamo parole per ringraziare abbastanza, Signore, quanto tu, Signore, sei importante nella nostra vita, Signore. Noi abbiamo bisogno della tua guida, della tua direzione in ogni tempo, Signore. Io ti ringrazio, Signore, perché so che tu sei vicino a me e non esiste un'altra ricchezza, Signore, più grande di sapere che tu sei con me, Signore. A volte ci sentiamo così piccoli davanti alle nostre circostanze, a volte ci sentiamo così piccoli, Signore, davanti alle sfide della vita, Signore. Ma noi vogliamo continuare, Signore, a guardare te, Signore, a alzare i nostri occhi, guardare te, Signore, perché sappiamo che soltanto così, Signore, riusciremo, Signore, a realizzare, Signore, l'straordinario, Signore, nella tua presenza, Signore. Ti chiedo di benedire la tua Chiesa questa mattina, Signore. Ti chiedo, Signore, che ognuno di noi, Signore, questa mattina possa sentire, Padre, il tuo abbraccio, Signore, quello affago, Signore, che noi proviamo, Signore, quando siamo abbracciati da te, Padre, da te che sei il nostro papà, Signore. Così possiamo chiamarti, Signore. Vogliamo donarci a te, Signore, e vogliamo, Signore, che tu ci guidi in ogni tempo, in ogni momento. Noi ti preghiamo nel tuo nome, Gesù. Amen. Alleluia. Amen. Cantiamo insieme. Stringimi, oh Signore. Stringimi, oh Signore, e non lasciarmi mai, e non lasciarmi mai. Io mi dono a te, Gesù, io mi dono a te, Gesù. Consegna la tua lode al Signore, a te che vero amico sei. Alza la tua voce, nulla cerco più, nulla cerco più. Io voglio solo te, voglio solo te. Chi supplirti mai potrà? Brucio al fuoco del tuo amore, brucio al fuoco del tuo amore. Mostrami, Signore, mostrami la via, mostrami la via, ed io ti seguirò. Cantiamo, io voglio te, Signore. Io voglio te. Lasciarmi mai. Io mi dono a te, Gesù, nostro vero amico, a te che vero
Alleluia. Amen. Prima di sentire e ascoltare la parola del Signore, io penso che possiamo pregare insieme adesso. Amen. Velocemente, il pastore ha detto all'inizio di condividere le nostre difficoltà, le nostre timori, problemi. Anch'io oggi ho una richiesta al Signore, devo anch'io oggi aprire il mio cuore e chiedere a Gesù un aiuto, e sono sicuro che anche voi dovete chiedere al Signore qualcosa. Io penso che possiamo pregare 2, 3 persone adesso facendo piccoli gruppi e velocemente tu puoi dire a questa persona quale sarebbe la tua difficoltà, quale sarebbe la cosa che possiamo pregare insieme, e velocemente come chiesa, come uno solo corpo possiamo pregare. Amen. Facciamo 2, 3 persone adesso. Lo so che siete un po' con vergogna, però è così che funziona nella casa del Signore. Pregate insieme adesso facendo piccoli gruppi. Se tu non conosci questa persona, dovete adesso chiedere come ti chiami, saluta la persona a tuo fianco e prega insieme dicendo quello che hai bisogno di preghiera. Ok? È importante pregare in ogni tempo, amen? Preghiamo insieme. Grazie Signore, grazie Gesù. Oh Dio, oh Signore, sappiamo Dio che Tu sei grande, potente, meraviglioso, forte Gesù. Fa una grande opera Gesù. Oh Signore, che possiamo Gesù sperimentare della Tua presenza, che possiamo sentire la voce dello Spirito Santo, Signore. Tu conosci la nostra vita, Tu conosci, Signore, i nostri problemi, Tu conosci, Signore, la nostra difficoltà, Tu conosci, Signore, tutto ciò che abbiamo bisogno, Gesù. E adesso vogliamo consegnare davanti a Te, Gesù. Vogliamo, Signore, dire che non siamo niente. Oh, Signore, abbiamo bisogno della Tua presenza, della Tua gloria, Signore. Oh, Gesù, oh, Gesù. Grazie Signore, grazie Signore. Tu possa benedire la nostra casa, la nostra famiglia, che Tu possa benedire, Signore, la nostra vita, che possiamo adesso aprire il nostro cuore per ascoltare la Tua voce, la Tua parola, quello che hai preparato, Signore, quello che hai preparato, Signore. Parla, Signore, con la Tua Chiesa, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Che possiamo sentire la voce dello Spirito Santo questa mattina, amen? Potete accomodarvi. Grazie. Amém? Amém, Chiesa? Furo, come è stata la tua preghiera? Quando siamo deboli, è lì che siamo forti. Quanto è interessante vedere questo nostro Dio, che quando stiamo in quel punto debole, è lì che abbiamo la potenza, la grandezza, la forza di questo nostro Signore. E oggi vogliamo lavorare su questa parola, inesplicabile. Una cosa che eu non riesco a spiegare. E la vita con Dio noi non riusciamo a spiegare. È una vita nuova, è diversa. Perciò la storia di Neemia è un personaggio che stava vivendo, abitando quel ragazzino in un palazzo e tra poco deve andare a ricostruire le mura. E è inspiegabile che lui lascia tutto il conforto, la sicurezza, andare dei conflitti e situazioni difficili. Eu não so la tua storia, ma quante volte nós stiamo bene no nosso conforto e Dio ti dà una scossa e adesso comincia una nuova esperienza. E la gente ti chiede, ma perché tu hai fatto questo? E tu dirà, non lo so. Io so che Dio mi ha chiamato e adesso comincia una vita nuova e è piena di avventura, di pace, di serenità, di sicurezza, perché c'è la presenza del Signore. E è su questa storia che vogliamo camminare oggi. Su questo nostro Dio che agisce nella nostra vita e non ti spiega. Non so se tu già hai combattuto contro Dio o hai avuto questo litigio con Dio, perché Dio non ti spiega le situazioni. E tu cominci a camminare con una nuova storia, con una nuova esperienza, e Dio sta dicendo, va, ma Dio,
va. Chi già ha avuto bambini qua? Bambini, ok, gli altri qua, senza vergogna. Ok. E è interessante, já avete visto i vostri figli quando hanno cominciato a leggere? Come era la loro lettura? E cominciava una parola, una lettera, sbagliavano. E dopo, quando loro raccontavano tutta la storia, hanno letto la storia del lupo cattivo e dei porcellini, e tu chiedi, e che cosa il lupo cattivo ha fatto? E cosa o bambino risponde? Il lupo cattivo è il lupo cattivo. E lui non riesce a capire quello che lui ha letto. Ma c'erano dei porcellini. Ah, porcellini. Loro erano amici. Il lupo cattivo, ossia, o bambino legge la storia, ma non conosce, non riesce a capire la storia che aveva letto. E tante volte succede con noi. Nós stiamo vivendo una esperienza con il Signore, ma noi non riusciamo ancora a capire quello che il Signore sta parlando nella nostra vita. E questa è una camminata com o Signore. Un bambino legge, ma non capisce. Nós viviamo dell'esperienza con il Signore, ma ancora non capiamo. Quante volte noi andiamo a dormire e pensiamo, Signore, non riesco a capire o perché di questa situazione. Ma il Signore è presente. O Signore está se revelando e o Signore está se manifestando. Così una vita con il Signore è inexplicabile perché io non riesco a capire questo nostro Dio. E la nostra conversione è uscire di questo mondo logico nostro, dove noi abbiamo controllo su tutto, e entriamo in un nuovo mondo dove non esiste la logica umana. Existe adesso na presença de Dio, e adesso existe um novo mundo dove Dio comincia a controllare, a guidare, a essere sovrano nella mia vita, e tu cominci a pensare, ma un Dio che mi controlla, che è sovrano, fa quello che vuole comer, io non vorrei questo Dio. E Dio dice, la decisione è tua, ma io voglio il tuo bene. E come Claudia ha detto nell'amministrazione, noi abbiamo un Dio, un Padre che ci ama. Perciò che tante volte i genitori dicono ai figli, fa questo senza spiegare o perché. O nostro Dio, nella sua parola, si rivela e comincia a manifestare quello che noi dobbiamo fare, senza spiegare o perché. E è questa la bellezza di camminare con il Signore, perché è la sicurezza. 1 Corinzi, capitolo 1, 2 versetti 18 e 27. Poiché la predicazione della croce è... Che cos'è? Pazzia. Pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Adesso facciamo una lettura un po' diversa. Dio ha scelto le cose... Dio ha scelto le cose pazze del mondo. Guarda il fratello, la sorella che è a tuo fianco, perché questa persona è pazza, ok? Questa persona a tuo fianco è pazza. Pastore, non serve dire perché lo so che questa persona è pazza, ok? Ossia, Dio ha scelto te, Dio ha scelto me, e noi siamo pazzi agli occhi del mondo, noi siamo deboli agli occhi del mondo, ma per svergognare quelli che si sentono saggi, quelli che si sentono forti. Così noi siamo pazzi. Noi siamo persone che Dio ha scelto per svergognare quello che si sentono. E perciò che la mia sicurezza non è nella mia logica umana. La mia sicurezza non è nel mio ragionamento. La mia sicurezza è nella pazzia di Dio. E quando eu comincio a capire che la mia sicurezza è quello che io non riesco a capire, la mia sicurezza è quello che eu non riesco a vedere, la mia sicurezza è nella pazzia di Dio, è lì che eu comincio a camminare per fede e sicuro. La mia logica mi fa una persona triste, preoccupata, insicura. La mia logica ha paura del futuro. La mia logica crea un mondo che tra poco finisce, ma nella pazzia di Dio io ho un futuro, ho una speranza. E è questo che è il bello di camminare con Dio. Perciò che la parola del Signore è una rivelazione di quello che Dio vuole per te e perché Dio ti ama. Io non lo so se già è successo con te. La parola del Signore, quando si rivela, ferisce, tocca, perché sono le aree della mia vita che io devo essere
cambiato e transformato. Eu não posso continuare a essere la stessa persona nella logica umana. Perciò che nella parola di Dio dice così, che cosa devo fare con i miei nemici? Amare. Eu devo servire i miei nemici. Nella logica umana, se il mio nemico entra in questa sala, io vado in altra chiesa. Giusto o no? No, nella logica umana, se il mio nemico si siede qua, io vado di là. Nella pazzia di Dio, entra il mio nemico in sala, io vado a servire. Nella pazzia di Dio, se il mio nemico ha fame, che cosa io faccio? Devo dare da mangiare. Se il mio nemico ha sete, che cosa devo fare? Dare da bere. Se il mio nemico sente freddo, che cosa devo fare? Devo dare una giacca o viene, si siede qua al mio fianco che c'è un riscaldamento. Ossia, è questa pazzia di Dio che fa cambiare il mio modo di essere. Noi siamo molto attaccati a occhio per occhio, ma non è così la vita con Cristo, è diversa. Perciò che gli ultimi sono i primi. La Bibbia mi insegna che quando qualcuno fa un torto contro di me, qualcuno mi ferisce, che cosa devo fare? Comincia con per e finisce con donare. Eu devo perdonare. Nella mia logica, io perdono a modo mio. Modo mio é um café, ok? Ossia, io perdono a mio modo. Eu devo imparare che la pazzia di Dio guarisce la mia vita. La pazzia di Dio mi fa camminare in modo libero. Perciò che io devo lavare i piedi della gente. Quando è stata l'ultima volta che tu hai lavato i piedi di qualcuno? Tranne i tuoi figli, i tuoi bambini. Quando tu hai lavato i piedi di qualcuno che era tuo nemico? E Gesù stava lavando i piedi lá di Pietro, che tra poco Pietro stava per renegare Gesù. Gesù stava lavando i piedi anche di Giuda. Gesù stava lavando i piedi lì di 12 persone, che tra poco questo gruppo di persone stava abbandonando Gesù, e Gesù sapeva. Ma lui stava lavando i piedi. E noi dobbiamo imparare a stare più vicino ai piedi della gente che stare più vicino alla superbia nostra verso la gente. Eu devo imparare questa pazzia di Dio, è questa pazzia che mi guarisce. La Bibbia dice che eu devo prendere la croce e non il trono. La Bibbia dice che eu devo inginocchiarmi sulle ceneri e non nella gloria umana. La Bibbia dice che eu devo dare opportunità alle persone che hanno sbagliato e non togliere queste persone dalla mia storia. La mia Bibbia dice che eu devo amare quelli che mi perseguitano. Ossia, quando la mia Bibbia mi dice questo, io devo sapere che la persecuzione è benedizione. La Bibbia dice che è meglio ricevere che è meglio dare che. La nostra logica è fuori di questo. È lì che eu comincio a imparare o senso di essere cristiano. Altrimenti che conversione esiste? Altrimenti che stile di vita? E quando la gente mi dice, ma io penso in modo diverso, eu penso che... La mia vita con Cristo non è nella logica dello io penso. La mia vita con Cristo è la parola che si diventa visibile nell'attraverso del mio vivere. Perciò che la gente deve conoscere qualcosa di più nella parola del Signore. La Bibbia dice che cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Já avete percepito quando un giovane comincia a avere un po' di impegno con lo studio, adesso comincia la maturità, deve studiare, che cosa questo giovane fa? Rubens, mi togli della lode perché io non posso cantare per 6 mesi perché io devo studiare. Rubens, non fate questo. Pastore Sandro, io non farò più la predicazione perché questo periodo di 6 mesi adesso io devo studiare. Conoscete qualcuno o no? Questa è la logica umana. La esperienza con Dio. Eu continuo a studiare e sono un bravo studente, ma allo stesso tempo eu me coinvolgo di più in cercare la opera do Signore, servire o Signore. E quando eu percepisco che sono inserito nella opera do Signore, è il Signore che comincia a fare dei miracoli nella mia vita, perché io sono consegnato a Lui. Adesso è il Signore che comincia a agire nella mia storia e fa dei miracoli. La mia logica umana, la giornata ha 24 ore, nella mia logica umana 7/7, la mia logica umana eu devo dare più tempo a queste cose, io sto perdendo l'esperienza con il Signore. Eu já condiviso com voi,
1986, secolo scorso, qualcuno non era nato qua, tanti non erano nati qua. 1986, eu estava facendo l'università, stavo bene nell'università, ho abbandonato tutta la mia responsabilità nella Chiesa. Era tesoriero, era insegnante della scuola biblica, ero responsabile dei giovani e prendevo cura di un piccolo gruppo. E sempre sono stato promosso. 1986, Caio lascia la pazzia di Dio e entra nella logica umana. Io ho lasciato tutte queste attività per dedicarmi agli studi. Sono stato bocciato. Per un anno ho perso l'università. Per un anno. Dopo di più di un anno, Caio ritorna alla strada del Signore, gloria a Dio. Io rimparo, non so se esiste questa parola in italiano, rimparo, che novamente eu devo fidarmi del Signore. Eu devo mettere in pratica questo testo. Cercate prima o reino di Dio e la sua giustizia. E le altre cose vi saranno date. Eu não posso abandonar impegno che ce l'ho con il Signore per cercare di inserire il mio concetto umano o la mia logica umana. Altrimenti eu non ho un'esperienza con il Signore. E qua è che entra o senso di essere cristiano. È mettere in pratica la parola del Signore. Conoscete un testo che ti dà sicurezza di mettere in pratica la parola? Conoscete Matteo 7? Che cosa dice? Matteo 7. Perciò chiunque ascolta queste le mie parole e mette sotto un cuscino, che cosa? E mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non la mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto. Se eu vorrei sicurezza nella mia vita, stabilità nella mia vita, è mettere in pratica la parola del Signore. La parola del Signore è la rivelazione del Signore. E quando eu comincio a mettere in pratica, eu sarò una persona salda e sicura. Può venire tempesta, difficoltà, ma eu sarò saldo. Ma se eu não metto in pratica la parola, primo soffio, recordando la storia del lupo cattivo e dei porcellini, crolla. Se metto in pratica, rimane salda. É o senso di camminare nella stabilità con il nostro Dio. È questo il principio. Io conosco la parola, io credo nella parola, io ho fede nella parola e adesso io metto in pratica. Vita cristiana senza un atteggiamento pratico di cristiano non serve a nulla. Io non vorrei religiosi qua dentro. Io vorrei cristiani che vivono in modo pratico la parola. Qual è la mia preoccupazione oggi con cristiani? È la loro indifferenza con la parola. E se eu faccio una domanda qua, può darsi che c'è una verità. Può darsi che ci sono dei cristiani qua che in questo anno, già siamo oggi il 22 di gennaio, non hanno letto un testo biblico a casa. E come che posso avere una vita salda se non leggo la parola del Signore? Come che posso avere una vita nel Signore se non stanno studiando la parola? Pastore Sandro, che cosa ci sarà qua martedì alle ore 20:30? Un corso di teologia. Corso di teologia perché? Perché vogliamo conoscere una parola del Signore che ancora noi non conosciamo. E questo sconosciuto per noi si diventerà conosciuto e adesso c'è la responsabilità di mettere in pratica. Perché che facciamo degli studi biblici? Non è per un incontro sociale. Perché facciamo una predica qua? Non è per avere un incontro religioso, è per avere una conoscenza di qualcosa nascosta a me e adesso mi sento responsabile di mettere in pratica. Eu devo amare la parola. O problema é que cristiani oggi sono indifferenti. Non leggo la parola. Pastore, eu ce l'ho 5 Bibbie a casa. Che cosa serve? A che cosa serve? Se eu não comincio a leggere e mettere in pratica, non serve a nulla. Tu stai leggendo la parola do Signore? Tu ama la parola do Signore? Tu desidera la parola do Signore? E adesso la prossima domanda. Tu hai fiducia che questa pazzia do Signore è molto più saggia che la tua logica umana? È lì che io devo cominciare a mettere in pratica. Ah, pastore, amare quella persona. Pastore, perdonare quella persona.
non sono io che ti dico, è la parola del Signore. Ah, pastor, ma é em quel momento que eu comincio a vivere o cristianesimo come il Signore ci insegna. Quello che uccide un cristiano è l'apatia alla parola, la indifferenza alla parola. Appartenere a una chiesa, ma non appartenere al principio del Signore non serve nulla. Eu devo appartenere a quello che il Signore sta mi insegnando. A che cosa serve essere cristiano se eu não vivo? Eu devo credere che questa parola che sembra una pazzia è quella che transforma la mia vita e che io vivo adesso con sicurezza e con gioia e con allegria. Perché ci sono tanti cristiani tristi? Perché ci sono tanti cristiani che ti salutano con un muso? Per favore, lasciate un muso là, non so dove, ma lasciate questo muso fuori. Entriamo qua in queste porte con allegria, con gioia. C'è un cantico, un giorno dobbiamo cantare. Salmo 24, mi sembra. Entriamo per le porte con gioia, com alegria, ballando, com dança. La gente deve entrare qua ballando, com dança, com gioia, com alegria, perché sta cercando la parola do Senhor que é viva. E a Bíblia diz que é viva e efficace, perché produce un effetto che deve. Ossia, io devo entrare con questa gioia. È questo qua che entra o senso di un lavoro del Signore. È la pazzia del Signore che cambia la mia storia. Quello che mi piace è che il Signore lavora sempre in retrocena, no? Alle quinte. Tu já hai percepito che Dio sceglie le cose pazze del mondo per cambiare una storia? Chi era Giuseppe? Abbiamo predicato 2 settimane fa. Era un ragazzino, un adolescente. Si è diventato l'uomo più grande della storia in quel periodo. Chi era Davide? Un ragazzino. Neanche la famiglia credeva in lui. Ma no, c'è un altro figlio là. Era un ragazzino. Ma tramite Davide cambia la storia di Israele. Chi era Mosè? Era un vecchietto. Era un uomo che più di 80 anni là circa, che nessuno più ha. C'è ancora un Mosè che esiste? Era un vecchietto, com 80 anni. Il Signore sceglie un ragazzino, sceglie un vecchietto e fa un miracolo. Chi era Abramo? Un vecchietto. Il Signore prende Abramo da terra, uscirà una generazione che non si può neanche contare i numeri. Ossia, il Signore prende un ragazzino che nessuno dà valore, prende un vecchietto che la gente dice, questo già è passato, e il Signore fa delle trasformazioni pazzesche e trasforma una realtà. Tu ti senti un ragazzino oggi incompetente? Il Signore vuole fare un'opera con te. Tu ti senti un vecchietto che dice, già ho vissuto tanto, adesso basta, vado a pescare e basta. E il Signore ti dirà, oh, o vecchietto, abbiamo siamo amici io e Furio, ok? Oh, vecchietto, c'è tanta cosa ancora con te. Tu farai delle grandi cose. Tu hai lasciato ancora questo problema nella tua schiena, ok? Ma non preoccupate, il Signore farà grandi cose con la tua vita ancora. Tu non puoi neanche immaginare quello che io farò con te. È questo il nostro Dio. È questo il nostro Dio che devo credere. Perciò è inspiegabile che Dio possa prendere un ragazzino, un vecchietto e fare una trasformazione. È inspiegabile che cominci a mettere in pratica la parola e perdonare una persona e lavare i piedi di una persona e vedere un miracolo che può succedere. È inspiegabile, ma è lì che c'è il Signore. È inspiegabile uscire di un palazzo e andare a ricostruire un lemura dove era tutto un disastro. È inspiegabile fare questo, ma è lì che il Signore vuole fare un miracolo nella nostra storia. Questa chiesa qua è una grande esperienza di inspiegabile. Una cosa che mi piace in questa chiesa, sempre condivido con il pastore Sandro, è fatta delle persone semplici, ma è lì che si manifesta un miracolo. Questa settimana, quando il Medea ha scritto a noi, pastore Caio, nella nostra semplicità, la nostra chiesa piccola, noi con tutti i valori, in un metà mese già abbiamo pagato tutti i conti di questo mese. Io non mi ricordo questo in 20 anni di chiesa. Nel giorno 19 già c'era soldi e abbiamo pagato tutto del mese di gennaio. Wow! Quando ho visto quel messaggio, eu era malato il giorno del mio raffreddore, no? Wow! È il Signore che fa. Con la semplicità di questa gente.
E tante volte la nostra fiducia dov'è? Nella logica umana. Abbiamo bisogno di questa chiesa, di persone con tanti soldi. Noi non abbiamo bisogno di persone con soldi, abbiamo bisogno di Dio. E è questo Dio che comincia a fare i suoi miracoli. E è questo Dio che usa la semplicità per fare delle cose che la gente di fora dirà: c'è un Dio in Israele, c'è un Dio in mezzo alla Chiesa Battista Agape, c'è un Dio nella vita di Barelli, c'è un Dio nella vita di Walter, c'è un Dio perché nonostante la semplicità di questa persona, le grandi cose il Signore sta facendo. Io non riesco a spiegare. La grande domanda oggi: qual è il modello di vita che io sto trasmettendo agli altri? È questo grande Dio o un Dio della logica? È il grande Dio che la futura generazione starà conoscendo tramite me? È il grande Dio o un Dio che ancora c'è nella mia mente? Se eu riesco a spiegare Dio, non è un grande Dio. O mio Dio eu não posso spiegare. Ma io mi fido di Lui. Io ho sicurezza in Lui. E è interessante perché mentre sto camminando, le persone mi stanno osservando. E la gente vuole vedere chi è questo grande Dio. Domani nel tuo lavoro, la gente sta ti osservando. Oggi quando tu rientri a casa, i tuoi vicini stanno ti osservando. La porta è chiusa, là, le finestre chiuse, ma la tua vicina di casa ti osserva. Ok? Loro ti stanno osservando. E loro vogliono vedere il tuo atteggiamento davanti alle avversità della vita. Perciò che Dio permette nella nostra vita delle avversità in modo che la gente possa vedere: c'è un Dio in quella vita perché nonostante le avversità, quella persona continua a essere salda in fede. E una persona che non ha fiducia no Signore, quando esiste l'avversità, entra in disperazione. Ho perso il lavoro. E a minha salute? La mamma in ospedale oggi. Cláudia, scusa, non posso cantare perché non sto bene. No, c'è un grande Dio che io adoro nonostante le avversità che eu ce l'ho oggi. Io adoro questo Dio e è Dio che agirà e farà un miracolo. Perciò una caratteristica di un cristiano è, e adesso eu comincio la predica. Questa è stata solo l'introduzione, ok? Ok, adesso inizio la predica. La prima caratteristica di un cristiano è una persona che vive in comincia com pai e finisce com c'è. Pace, gaúcho, c'è. Pace. Quando che noi abbiamo pace? Quando tutto va bene? No. Io dimostro la pace quando le situazioni non stanno bene. Perché è lì che io dimostro la vera pace. Quando le avversità sono grandi, io sto bene. Perché io mi fido nella pazzia di Dio. La pace significa não é assenza di conflitto, ma in mezzo al conflitto io dimostro la mia serenità. La gente osserva mio comportamento quando sono in conflitti. Quante volte la gente ti domanda: ma come tu riesci a dormire con una situazione così? Come tu riesci a camminare con quella persona nonostante che? Come che tu riesci a vivere in questo modo nonostante che tu stai vivendo questo? È lì che io dimostro dove è la mia fiducia. È lì che io dimostro chi è il mio Padre, chi è il mio Dio. È quel momento. Perciò tu non ti preoccupa? No, non mi preoccupo. Perché preoccupazione è peccato. Preoccupazione è peccato, perché a mancanza di fiducia nel grande Dio. E quando viene le situazioni difficili, io mi fido no Signore. Io riposo. E quello che io posso fare, il Signore mi rivela e dice: Caio, fa questo. Ma Dio sembra una pazzia. Caio, tu hai predicato questo, ok? Fa questo. Va bene, Dio. E quando eu faccio, le cose cominciano a sistemarsi, a camminare. E quando eu non riesco a fare, il Signore dice: Caio, io so che tu non ce la fai. Lascia con me. E Dio comincia a lavorare intorno. E Dio comincia a lavorare e fare il suo miracolo. O bello di camminare con Dio, Dio si rivela e dice fino a quando eu posso camminare e fino a quando eu não riesco a camminare. E Lui dice: lascia con me, Caio. E Dio agisce. È questa camminata di un padre con un figlio. E arriva un momento che o padre ti prende sulle braccia e cammina, e io sono là abbracciato con il Signore. E dopo Dio dice: adesso è con te, Caio, va. Mi piace molto la storia di Pietro quando era in prigione. Le porte si aprono.
E Pietro va via, non sapeva quello che stava succedendo. Quando Pietro arriva alla strada, che cosa succede? Sparisce l'angelo. E adesso Pietro è con te. Vá. E Pietro scappa e va a casa dei suoi amici. Ou seja, ci sono momenti nella vita che io devo sapere, è con me. E devo camminare in questa pazzia della parola del Signore. Ma ci sono i momenti che il Signore mi abbraccia e dice, la situazione è molto critica, è con me, Caio. E perciò che io ce l'ho pace, eu non mi preoccupo, eu sono tranquillo. La vita è inesplicabile, ma la pace viene perché io sono sicuro di questo Dio, io ho fiducia in Lui. No momento que tu te preocupa, tu está dizendo, eu não ho fiducia em questo grande Dio. É uma demonstração de dizer que Dio não é grande Dio. E questo ferisce o nostro Dio. Eu devo dire, Dio, eu te amo, eu cammino com te, eu sono sicuro che tu puoi fare. Io lascio con te. Se Furio è arrivato, scusate Furio, arrivato a 81 anni, è perché Dio è stato con lui con 81 anni. E se tu ce l'hai 20, 30 anni e tu está vivendo um momento de crise, fa uma chiamata a lui e dica, Furio, mi spiega come tu sei arrivato a 81 anni. E lui ti dirà, calma, no momento della preoccupazione andava a pescare e tutto si sistemava, veniva di pesce, portava a casa, era tutto tranquillo. E tu, che bello, ho sentito una persona così. Hai visto quando tu pode fare tante cose? Ok? O bello della vita è questo, io se Dio è con me, io posso arrivare ancora di più. Dio permette le avversità in modo che la nostra fede si rivolga a Lui e dare testimonianza della grandezza di Dio. E questa pace è testimoniare della sua grandezza. Perciò che la gente quando mi vede in pace, nonostante le difficoltà, diranno, io vorrei conoscere questo tuo Dio. È Dio che permette le avversità in modo che la testimonianza entri nel cuore di quelle persone, di quella vita. La pace è una grande dimostrazione della nostra fiducia e della nostra completa fiducia e dipendenza nel Signore. C'è un testo che eu já ho predicato qua 2 o 3 volte che mi piace tantissimo, Filipenses 4, 6 e 7. Olha la prima parola. La prima? No. Qual è la seconda? Pastore, ma questo è il mio peccato favorito, l'angoscia. Questo è il mio peccato favorito, preoccuparmi. Pastore, non tocca questo argomento. Abbandona questo. Non angustiatevi di nulla. Che cosa devo fare? Ma ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera, supplica, accompagnate di che cosa? Dio sa le mie debolezze. E quando viene quell'angoscia, quella situazione di preoccupazione, Dio dice, Caio, prega. Caio, parli con me, supplica. Caio, ringrazia, perché tu sai che io sempre ho manifestato. Io continuerò a agire. E qual è la conseguenza dopo quando io faccio questo? Che cosa avviene? La pace. La pace di Dio che io riesco a capire o no? Che supera ogni intelligenza. Custodirà, proteggerà i miei sentimenti, il mio cuore. Custodirà, proteggerà la mia mente, tutti i miei pensieri. In Cristo Gesù. Così quando viene quella preoccupazione, io parlo con Dio, io mi rivolgo al Padre come un figlio fa e adesso la pace viene. Non riesco a spiegare, ma questa pace che supera ogni intelligenza protegge i miei sentimenti e i miei pensieri in Cristo Gesù. E così la gente dirà, c'è un Dio e è questo Dio. Ringrazia Dio quando vengono le avversità nella tua vita, perché è il Signore che si fa presente per dare una profonda testimonianza della tua fede. Amém, Chiesa? Secondo ponto importante che la gente ti osserva, relazione umana. Quante persone tu hai di rapporti, di contatti? Quante persone? Quando il nostro gruppo di amicizia o di contatti è piccolo, c'è un problema. Ma quando il mio gruppo di contatti con le persone è grande, è lì che io dimostro la mia sicurezza con il Signore. Una delle cose più importanti nella vita è fortificare i rapporti, camminare insieme uno con gli altri. È lì che io imparo a crescere con le persone e con le persone che sono completamente diverse.
non sono io che scelgo le amicizie, è il Signore che mi dona le persone intorno a me. La persona intorno a te è un regalo di Dio per te oggi. Ah, Dio, ma non sono stato io a scegliere. No, sono stato io, Dio, che ho scelto per te. Perciò questa persona che è davanti a te è un regalo mio per te. Hai capito? Così questa persona che è seduta a tuo fianco oggi è un regalo di Dio per te. Hai capito? E è Dio che fa questo. C'è un testo in Ebrei 10, che questo è successo qua adesso. Non puoi lamentarti, no, è un regalo. Ma Dio tu poteva darmi un altro meglio. No, Dio ha dato meglio per te. Ebrei 10, 24 e 25. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Io devo amare le persone che sono difficili per me. Sì o no? Io devo amare le persone che ai miei occhi sembrano difficili. La Bibbia dice che eu devo amare i miei nemici. Così io devo amare le persone che... ok? Non abbandonando la nostra comune. C'è l'altra versione che dice non abbandonando la nostra congregazione come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda tanto più che vedete avvicinarsi al giorno. È facile abbandonare un'amicizia, un rapporto o no? Sì, è facile. Ah, ok, Gaetano oggi mi ha salutato in quel modo. Non voglio neanche vedere Gaetano. Può venire parlando napolitano, può portarmi la mozzarella di Napoli là, non importa, Gaetano basta, chiuso. Questo non è un cristianesimo. Questo non è un cristianesimo che Cristo mi insegna. Io devo continuare a camminare con le persone. Quello che dipende da me, io devo avere pace con tutti. Quello che dipende da me, io devo imparare a camminare in pace con tutti. Perciò l'elenco delle persone che Paolo ringrazia in ogni lettera è meraviglioso. Io non ho fatto ancora, ma io vorrei un giorno prendere tutte le lettere di Paolo e elencare tutte le persone che lui ringrazia. È grande. O gruppo di persone che Gesù stava camminando è grande. Gesù aveva un grande amico che si chiamava Scuola Biblica Dominicale, nessuno legge la parola, che era o grande amico di Gesù. Iniziava con Gio, finisce con Vanni. Giovanni era o grande amico di Gesù. Gesù aveva gli altri 3 amici. Chi erano gli altri 3 amici? Giovanni, Giacomo. Che paura di dire, no? Pastore, se eu sbaglio davanti alla chiesa, che vergogna. Giovanni, o grande amico. Dopo Gesù aveva 3 amici. Giovanni, Giacomo, Pietro. Gesù aveva 12 apostoli. Gesù aveva un gruppo grandissimo di discepoli. E Gesù aveva un universo delle persone che lui aveva contatto con la gente. Io posso avere un grande amico. Eu posso avere 3 amici. Eu posso avere 12 persone che sto camminando sempre insieme. Eu posso avere un grande gruppo di discepoli che sto sempre in crescita spirituale. E devo avere un universo di persone che eu posso avere dei contatti. É questo il mio mondo. Eu non sto qua per scegliere, eu voglio essere tuo amico, Emerson, perché tu sei simile a me, io sono la batteria come te. Ossia, eu voglio essere tuo amico. No! Sono le persone che Dio mi dà, adesso eu devo cominciare a servire questa persona. Chissà può venire un'amicizia un po' più profonda. E tante volte noi facciamo quell'idea, ah no, io vorrei scegliere un amico o un'amica per me. Non funziona così. O gruppo che noi abbiamo qua sono i regali di Dio che Dio mi ha dato per servire. E quando eu comincio a servire queste persone, eu comincio a creare rapporto con questo gruppo di persone, eu comincio a creare relazioni con queste persone, eu comincio a crescere con questa diversità. E quando eu percepisco, eu sono coinvolto com um grande gruppo di persone. E quando eu percepisco, o meu elenco de telefono é grandissimo. E quando eu percepisco, no meu compleanno, sono 500 mensaggi di auguri per il mio compleanno. E quando eu percepisco, no meu compleanno, la mia porta non si ferma di tanti regali che arrivano. Ah, che bello, no? Ossia, quando eu percepisco, perché eu sto servendo le persone. La nostra logica umana, io cerco Emerson per essere servito.
Io cerco Emerson per un interesse personale di amicizia. Non funziona. Perciò un rapporto, relazione umana è inspiegabile con il Signore. Io devo avere il rapporto sano, senza cercare privilégio per me. Perché Cristo mi insegna questo. Perché o cristianesimo mi insegna questo. Perché io devo imparare a amare le persone, morire me stesso per lavare i piedi delle persone. È lì che esiste la crescita. Nós cerchiamo di privilégio oggi, stiamo perdendo o senso di cercare servizi con le persone. Tu já fatto um sguardo alla tua destra e alla tua sinistra, davanti a te e dietro a te e dire: tu sei un regalo di Dio per servire. Tu sei un regalo. Finisce o culto, c'è un bar lá, dopo tu prende com essa pessoa vicino a te e offre um café. C'è canjica! E se tu não sabe que coisa é canjica hoje, vá, a Alzira hoje está oferendo per tutti, ok? Ou seja, é um privilégio questo que nós dobbiamo offrire alle persone, servire alle persone. E questo è una vita inspiegabile. E questo è cristianesimo. É questo che la parola mi insegna. É questo senso di lavare i piedi. É questo senso di perdonare. Oggi noi abbiamo gli occhi molto critici sulle persone. Tu já conosci quella persona? Ah, perché il pastore caia così. Oh. E se tu vai elencare tutti i miei difetti, parla con la mia moglie, ok? Ma per favore, un caffè non basta, perché lei deve raccontare una bella storia sui miei difetti. Ma lei mi ama. Ossia, è in questo modo che io posso vedere i difetti della persona, ma io continuo a amare le persone come sono. Io non creo un'amicizia per trasformare qualcuno. Io creo un rapporto per amare quella persona come la persona è. Se há um problema de caráter, é uma outra história. Possiamo parlare dopo. Se há um problema de caráter, que nós dobbiamo, é o próximo ponto e l'ultimo punto, vediamo dopo. Ma le persone sono un regalo di Dio per servire. Ok? Perciò Gesù aveva delle relazioni con i diversi e quello che sembrava esclusi è lì che Gesù stava camminando. Una cosa che mi preoccupa tante volte nella chiesa è quando una persona viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte e dopo la gente, io non sapevo che veniva in chiesa. Io devo conoscere. E se tu non conosci questa persona che è vicino a te, vá a salutare. Qual è il tuo nome? Come ti chiami? Io mi chiamo così e continuo a chiacchierare con questa persona. Amém? L'ultimo punto è carattere. Carattere è una caratteristica. Un cristiano vive nella pace, un cristiano vive con grandi relazioni umane, con rapporti. Un cristiano è una persona di carattere. Che cosa è carattere? Filippesi 1:27. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi nello stesso spirito, combattendo insieme con il medesimo animo per la fede del Vangelo. Comportatevi in modo degno del Vangelo. Carattere significa essere come Dio sogna per noi, quando nessuno ti vede. Carattere è fare quello che è giusto, ma chi definisce quello che è giusto è Dio, non sei tu. Carattere è quello che tu sei ovunque tu sia. Ossia, o carattere dimostra quando eu sono da solo ou quando eu sono in chiesa. La stessa persona che è qua dentro deve essere la stessa persona che è a casa, che è la persona fuori. Tante volte dentro della chiesa noi prendiamo la maschera di un vero cristiano con sorriso e quando usciamo qua fuori, entriamo nella macchina, c'è la moglie e i figli là, togliamo la maschera. E quando arriviamo in casa, o figlio dice, papà, andiamo a abitare in casa perché tu là tu sei una persona molto più cara, qua è difficile. E questa non è una battuta, questa è una vera storia che è successo. Tante volte noi usiamo tante maschere, mancanza di carattere. Io sono lo stesso, io non posso cambiare. Perciò quando entra la bugia, la benedizione di Dio è andata via. Quando entra la corruzione, la benedizione di Dio, ciao. Quando entra l'ingano, ciao. Quando entra le cose che non appartengono al Signore, ciao. La mia vita di cristiano non esiste. Io devo essere chiaro e trasparente. C'è una cosa che tante volte la gente mi dice, pastore, dire una parolaccia non è un problema. Come no?
Eu posso dire una parolaccia mentre sto predicando adesso o no? Il mio ragionamento è così. Quello che eu non posso dire mentre io predico, le parole che loro non possono cantare mentre si cantano, non si può dire in nessun posto. Questo è carattere. Ma se qua eu non posso dire, lá non si può cantare quella parola, ma in casa eu posso dire con i miei figli, c'è qualcosa che non funziona. Parolaccia non funziona nella vita di una persona. Nella stessa bocca che esce, mio grande Dio, ti amo, tu sei santo, 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 e nella stessa bocca comincia a uscire delle cose brutte, questa sorgente qua non sta funzionando bene. Ossia, le stesse parole che c'è in un cantico sono le stesse parole che io devo dire. Se questa parola che io dico non posso inserire in un cantico, puoi immaginare un cantico con queste parole che tante volte ascoltiamo? Ok, o coro che comincia le prove di Pasqua, cominciamo a usare delle parolacce? Boh, per favore. Ok, Chiesa? Amém com le parolacce, via le parolacce. Carattere è essere la stessa persona, lo stesso modo di parlare in qualsiasi circostanza della vita. È lì che eu devo stare attento com o meu modo di vivere. E tante volte nós cominciamo a prendere in gioco. Perché o carattere di una persona è la sua intimità con Dio in qualsiasi momento. O momento que eu estou a casa é intimidade com Deus. O momento que eu estou em casa é intimidade com Deus. O momento que estou cuidando e qualcuno lá me faz um esbalho pela estrada, quella intimidade com Deus, eu devo pronunciare le parole di benedizione e non maledizione. Pastore, ma è difficile? È difficile. È difficile. Ma eu devo trattenere la mia bocca. Eu devo trattenere i miei gesti. Eu devo sapere che lo Spirito Santo deve controllare la mia vita. È lì il carattere di un cristiano. Perciò eu comincio a avere fiducia in quella persona, in tutto quello che fa e quello che dice. È il carattere. E quando eu vedo una persona com carattere, è lì che si solidifica un verissimo rapporto. La gente voleva stare con Gesù perché aveva carattere. La gente voleva stare con Paolo perché aveva carattere. C'era delle persone che non volevano stare con Paolo perché in queste persone mancava carattere. C'erano delle persone che non volevano stare con Gesù perché non volevano intimità con Dio. Così se io sono una persona di carattere, io lo so che una persona di carattere attira un'altra persona di carattere. Ma se io non so, io attirerò dei problemi. È così la vita. Che noi possiamo purificare la nostra bocca, i nostri gesti. Amém, Chiesa? E voi mariti, mogli, per favore, aiutate un gli altri perché i figli stanno imparando. Quando andiamo in un campeggio di adolescenti e di giovani, no? E vediamo i ragazzini con qualche parola, sappiamo. Hanno imparato dove? Da me sono sicuro di no. A casa. Perché loro trasmettono quello che vedono e ascoltano. Io devo stare. E non è solo nella scuola, no. A casa si deve togliere questo. È carattere di una persona. Perciò che la verità è carattere. Una vita inspiegabile è quando sembra che tutto andrà bene dicendo una parolaccia, dicendo una bugia, ma come io sono una persona di carattere, io preferisco fidarmi in dire la verità e mantenere la coerenza. E sembra che andrà torto qua. Ma quando io faccio questo passo, c'è un miracolo di Dio che cambia la storia. Non sono le circostanze che mi portano una bugia. È il mio carattere con Dio che importa dire la verità e non importa le conseguenze, perché questo è con il Signore. Non so se tu già hai vissuto nel mondo del lavoro dove ti hanno detto timbra o tuo come si cartellino, no? Con l'orario diverso. Ai, 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 ai. Dire questo, ai, 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 ai. E non dimenticare, il Signore ti ha messo alla prova. E può darsi che anche tu, datore di lavoro, ti ha messo alla prova. Ma nel giorno che tu dirai, io non posso fare questo contro Dio, tu sarai promosso. E è quello che noi vogliamo. Perciò una vita inspiegabile è fare le cose come il Signore desidera. Io non lo so perché, non lo so come, ma ci saranno i frutti che solo il Signore può farvi vedere. Una vita inspiegabile è quando tutto conduce per errare, ma preferisco camminare in quello che è giusto agli occhi di Dio. Camminare nella pazzia di Dio è molto più sicuro che camminare nella mia logica.
la conversione mi porta a vivere la pazzia di Dio. Che sia questo con noi. Amen, Chiesa? Preghiamo. Chiuda i tuoi occhi, pensa, quale area della tua vita che Dio ha parlato con te? Abbiamo parlato delle bugie, dell'inganno, delle parolacce, abbiamo parlato della pace, preoccupazioni, rapporti, relazioni, servire agli altri. Abbiamo parlato di perdono, abbiamo parlato di lavare i piedi, abbiamo parlato di tanti argomenti che sono delicati nella nostra vita. Ma è lì che inizia un processo di trasformazione. Se Dio ti ha parlato in un'area, confessa a Dio adesso e dica: Dio, ti chiedo perdono, perché questa area io stavo cercando di controllare nella mia vita. Ma io voglio che tu sia il Signore. Non importa quello che il mondo dice o afferma o cammina. Quello che importa è come Dio mi insegna. Nosso Padre, la tua Chiesa prega. E è un momento di consacrazione e di decisione. In questo momento, quando le persone cominciano a confessare i suoi peccati a te, perdona, purifica e trasforma. E che le labbra qua, oh Padre, possano essere pure per cantare e adorarti. E che possiamo vedere una Chiesa sana, in carattere, in pace, nelle relazioni umane. Possiamo vivere le persone, Padre, qua, possiamo vedere con i propri occhi le persone che amano la pazzia della tua parola e non nella logica umana. Io ti ringrazio perché tu stai trasformando la mia vita, la mia storia, nella tua parola. Che questo sia, Pai, per noi, Padre. Che questo sia. Se c'è qualcuno, Padre, in questo momento che sta si consacrando a te, abbraccia, Padre, e purifica, e fa una nuova creatura in te. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Se tu hai fatto un patto con il Signore oggi, condividi con qualcuno e dica: mio patto oggi con il Signore è questo, perché io vorrei camminare in un modo nuovo e diverso. Alleluia. Momento di offerta di decima. Qual è il cantico, Claudia? La Chiesa canta e la Chiesa offre. Non è perché abbiamo già fatto questo miracolo econômico, perché noi vogliamo fare di più all'opera del Signore. E la décima offerta è la parola del Signore, è pazzia, ma io devo, è pazzia. Ma io mi fido nella pazzia della parola e non nella mia logica umana. E è questo momento che faremo. Offerta, la decima e la consacrazione al Signore. Possiamo fare questo con gioia? La Chiesa canta, la Chiesa offre, la Chiesa celebra, ok? Amém. Noi canteremo adesso un piccolo testimonianza veloce. La nostra Chiesa era martedì è stata rappresentata dal pastore Caio su un'altra Chiesa, da pastore Alessandro attraverso anche il gruppo di arte con il Ministero di Lode, e eravamo a Musile di Piave. Quando stavo arrivando lì, perché stavo portando dei attrezzi, la mia macchina si è rotta la semiasse destra, proprio entrando nel vicolo vicino alla chiesa. Questo messaggio stamattina parlava proprio di questo, no? Quando sono arrivato lì, arrivava Riccardo e mi ha detto: e adesso cosa fai, Emerson? Ho detto: guarda Riccardo, aiutami a spingere sta macchina lì, perché lei non mi leva via la mia pace. Questa macchina non mi leverà via la pace di ciò che dovevo fare lì. Però dopo ho visto Dio che si muoveva attraverso della Claudia in settimana: guarda, io non so se hai bisogno, ti porto lì, si serve la macchina. Attraverso una telefonata con Rubinho: guarda che Dio è nel controllo. Attraverso Riccardo, attraverso Marcello, e Dio si muoveva. Io ho detto: vedi, quando noi cerchiamo di
far con che noi diamo una sistemazione e non chiediamo prima a Dio di darci la via giusta, la direzione giusta, perdiamo l'opportunità di vedere la mano di Dio sopra di noi. Io gloria a Dio, lodo per questa chiesa, per questo gruppo, per i giovani che stiamo insieme a noi e per la vita dei nostri pastori. E voi siete importanti per noi, perché sono sicuro che è Dio che vi sta portando qui dentro e un motivo c'è. Amen. Amen. Lodiamo il Signore, cantiamo, offriamo, consacriamo le nostre vite, le nostre offerte. La stella del mattino, al Re dei Re, Signore, la lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode va a Lui. Gesù, tu sei il Re, regna nei nostri cuori, tu hai il regno ed il potere per sempre. Amen. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte la tua chiesa. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Re, tu sei il Re, tu sei il Re. La stella del mattino, al Re dei Re, Signore, Usiamo le mani. la lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode va a Lui. Gesù, tu sei il Re, regna nei nostri cuori, tu hai il regno ed il potere per sempre. Amen. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un solo popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un solo popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Re, tu sei Re, Re, tu sei Re. La Chiesa. Tu sei il Re, tu sei il Re, tu sei il Re, tu sei il Re. Alleluia. Signore, grazie Signore, sei Re delle nostre vite, Signore, per questo consegniamo, Signore, una parte di quello che abbiamo guadagnato, Signore, vogliamo offrirlo a te, riconoscendo, Signore, che
perché tutto quello che noi abbiamo, Signore, appartiene a Te. Ti chiediamo di benedire queste decime, queste offerte, le vite che sono state consacrate, Signore. Benedice, Signore, e usa ogni cosa per la gloria del Tuo santo nome, Signore. Nel Tuo nome ti ringraziamo. Amen. Amém, Senhor. Potete accomodarvi? Avvisi qua, veloce. Ok, número 1. Coro, venerdì. Riparte o coro, já stanno facendo le prove per Pasqua. 20:30, qua con il maestro Rubens. Ok, 2 venerdì aperti per new entry, e dopo chiuso. Já c'è un appuntamento, il 26 di marzo questo gruppo andrà a Firenze, ok? Ok, così, gloria a Dio, ok? E facciamo là, sarà il 26 marzo, ok? E coro di Pasqua, così. Ah, ma non sono membro della Chiesa. Puoi venire, non c'è nessun problema. È per tutti quelli che vogliono lodare ao nostro Dio. Maria Luisa, dove sei tu, Maria Luisa? Qua. Se tu non hai adottato un giovane ancora, nós stiamo facendo un gruppo qua di persone che stanno adottando i giovani in preghiera, ok? E così puoi parlare con la Maria Luisa per adottare i nostri ragazzi. E non solo in preghiera, chissà, invitare per un pranzo, un caffè a casa. Chissà, invitare i ragazzi per stirare le tue cose là, per pulire, ok? Aiuta tanto, ok. Próxima domenica c'è l'assemblea amministrativa per i membri della Chiesa alle ore 14, ok? Qua in Chiesa sarà eletto anche un nuovo consiglio direttivo della Chiesa. Ok, come abbiamo parlato, corso di teologia, martedì, qua in Chiesa, alle 10, alle 8:15, 20:15, e ringraziamo a Dio per questo miracolo economico con la sua Chiesa, ok? Siamo grati al nostro Dio. Ah, c'è l'altro avviso. Quello che ho scritto più grande qua era che sto dimenticando. 11 di febbraio c'è una cena per le coppie, ok? Così c'è Jonas, Clélia, Patrizia, là in fondo, ok? Le altre responsabili, ok? Lasciare i nomi con loro, perché noi abbiamo prenotato già un ristorante. C'è un primo, un l'altro primo, 3 secondi, 5 secondi, no, 2 primi, 1 secondo, c'è antipasto, è sempre che cosa buona, ma soprattutto stare insieme, ascoltare la parola del Signore, ma stare insieme con le coppie, ok? Potete parlare con questi responsabili, 11 di febbraio a Trevignano, ok? È questo incontro di coppia che noi faremo. E dopo abbiamo un ritiro, un convegno che sarà a ottobre. Ok, penso che mi sono dimenticato. L'avviso più importante, oggi la predica è stata un po' lunga, perché giovedì io parto per il Brasile e rientro solo a marzo, ok? Così io vi lascio per 2 mesi, ok? E Dio vi benedica qua e una pace, che Dio stia sempre con voi. Ciao! Ciao!